Intervengo dicendo al Presidente della Regione, nonché capo dell'MPA, di porre fine a questa indecente vicenda che danneggia l'intera alleanza di governo e suscita gli odi contro la casta della politica. De Francisci, lo abbiamo già visto a servizio pubblico con Santoro sul Corriere della Sera, è quello che si è inventato lo stipendio di 4.000 euro a carico dei contribuenti agrigentini. E poi ora ne ha fatta una che è molto più grave e che io voglio documentare mostrando appunto questi atti ufficiali. Qui abbiamo la denunzia di un titolare di un panificio ad Agrigento che dice di essere stato minacciato da De Francisci, che appunto gli ha prospettato la minaccia di farlo chiudere perché lui, De Francisci, era un consigliere comunale dell'MPA di Agrigento e quindi disponeva di una serie di poteri. La minaccia viene proferita il 5 di settembre 2011 e come vediamo l'8 di settembre De Francisci vi dà esecuzione. Scrive, utilizzando la carta intestata del comune e dell'MPA a tutte queste autorità, la Guardia di Finanza, l'Ufficio del Lavoro, l'Ufficio Igiene, i vigili urbani, e denunzia il titolare del panificio, suo rivale a senso di De Francisci in una vicenda amorosa, per una serie di fatti di grave illecito ed irregolarità. Il titolare del panificio subisce queste attività ispettive che vengono poste in essere dall'ufficio igiene, dai vigili urbani e da altri ancora. Gli organi di controllo si comportano in modo del tutto corretto, pongono in essere accertamenti che rilevano la calunniosità della denuncia di De Francisci. Tutto quello che diceva De Francisci, attribuendolo tra l'altro a cittadini che gli avrebbero segnalato queste irregolarità, risultava essere del tutto falso. Ora è gravemente indecente che un consigliere comunale ponga in essere un'attività persecutoria nei confronti di cittadini, tanto più se ritenuti dal consigliere comunale suoi rivali in vicende sentimentali ed amorose, abusando della carica pubblica. De Francisci oggi è stato imputato dalla Procura di Agrigento del reato di calunnia perché le accuse che lui aveva mosso erano false, ma al di là delle vicende giudiziarie a me preme il dato politico. Un soggetto che fa queste cose non può stare in un consiglio comunale e non può far parte di una maggioranza di governo che vuole cambiare e riformare la Sicilia. Se ha un minimo di dignità De Francisci deve soltanto dimettersi e andarsene a casa.